La folla che entra in stazione è costituita in prevalenza da operai che lavorano in città e che ogni giorno partono di prima mattina dalla loro casa nei sobborghi per tornarvi la sera. Al fischio del capostazione il tram parte. Si avvia con una certa fatica per poi riprendere, anche se lentamente, il suo lungo viaggio. Qui siamo in Corso Vercelli, all'uscita sulla strada. Con la bandiera rossa si segnala il pericolo dell'imminente arrivo del tram. Chi dorme forse sogna di andare a Parigi. E arriviamo in piazza Piemonte. Per poi lasciare la città e andare nella lontana periferia.